La situazione della Copca a Codroipo vede anche il sindaco della città Fabio Marchetti con una delegazione della giunta firmare un documento che sarà un sofisma presentato al prefetto. Accompagnato dalla responsabile del punto vendita di Viale Duodo, Pittioni Claudia, ha portato la sua solidarietà e dell'amministrazione ai 18 dipendenti che si stanno adoperando con tutti i mezzi in loro possesso per scongiurare il licenziamento. Li ho incontrati per capire cosa sta succedendo. Oltre 30 anni di storia di una associazione cooperativistica che fa parte appunto del sistema delle cooperative, che ha visto dar lavoro e servizi non solo a Codroipo ma al Medio Friuli in tutti questi oltre 3 decenni di attività. Noi siamo molto preoccupati per la situazione dei dipendenti, stiamo parlando di 18 unità lavorative, quindi dei numeri importanti per quanto riguarda il territorio di Codroipo e non solo. Un sistema delle cooperative che dovendo costituire, e sta nel nome stesso, l'ossatura un po' per quanto riguarda il sociale, l'assorbimento del personale, soprattutto in queste fasi difficili di recessione economica, oggi versa in condizioni critiche. È partita una raccolta di firme, mi pare che il primo giorno sia andata molto bene, perché sono state oltre 500 le firme che sono state raccolte nella prima giornata, pensate un po', senza grandi annunci né sulla stampa né da nessuna parte, perché la gente di Codroipo, la gente del Medio Friuli vuole bene alla Copca, perché la ritiene ormai un'istituzione, fa parte del panorama urbano, fa parte un po' della storia recente di Codroipo. Noi vogliamo che non chiuda questo punto vendita. Questo punto vendita è storico e ha un bacino di utenza molto vasto che può comprendere tutto il territorio qua di Codroipo Est. Poi c'è Zompicchia, Rivolto, Lonca, Bertiolo, Passariano, tutti i paesi limitrofi possono servirsi di questo supermercato. Ovviamente la raccolta di firme non ha solo un valore simbolico, ma deve avere un valore effettivo, e quello che suggerisco io, è oggi l'incontro che ho avuto con la responsabile di questo importante punto vendita, è proprio per concordare le iniziative successive. Ricordo altresì alla parte sindacale che solitamente in queste situazioni la normalità vorrebbe quantomeno l'apertura di un tavolo sindacale con uno stato d'agitazione alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto. Questo dovrebbe essere il cosiddetto minimo sindacale. Mi sa che in questo momento molte sigle sindacali se ne stanno un po' fregando del lavoro, quello con la L maiuscola, e soprattutto se ne stanno fregando di mantenere dei punti vendita, ripeto, lo sto guardando di nuovo, come questo, che in una zona come Codroipo urla vendetta come chiusura. L'interesse di altri gruppi io non ne sono a conoscenza, parleremo con la proprietà. Io personalmente ho parlato con l'amico sindaco di Tarvisio, perché anche là hanno una situazione analoga che rende critica questa vicenda. Ritengo che Tarvisio, ma Codroipo ancora di più, siano città, l'una turistica, l'altra emporiale per eccellenza, con un bacino d'utenza che da sé riesce a mantenere in vita, con la capacità delle maestranze e la professionalità delle stesse, un punto vendita come questo. Per il Ponte News, Marco Mascioli.